Buonasera a tutti, scusate il ritardo, abbiamo fatto prove su prove, ma qui la connessione è veramente debole. Vi parlo dall'Infinity Sport Village di Abano Terme per raccontarvi la sfida di Coppa appena iniziata tra Pernumia e Martellago Calcio a 5 con Voltan, Pinciroli, Piva, Baraldo, Nicolazzi, Almeida. Tanto Cavaglià si spinge in avanti, cerca la conclusione, non trattiene il portiere, poi il pressing di Cavaglià che non riesce ad arpionare l'occasione per Salviato. Salviato va via un avversario, Salviato la mette al centro, non arriva Benato. Altra occasione per il Martellago. La maglia numero 22 cambia lato, gran gioco di gambe del numero 9 Nicolazzi. Nicolazzi va al tiro, Brugnolo su Pandini. Attenzione, brutta palla persa, contropiede 2 contro 1, ancora il numero 22 Brugnolo. Buonissima per Pernumia, ci salviamo e partiamo con Benato. Salviato, la parata. Ha penetrato, scambia con Marinello. Marinello vuole andare al tiro, fuori di poco. Marinello da fuori, cerca l'incrocio di Barbazza, troppo forte il passaggio verso Furlanetto. Barbazza fuori di poco. Occasione per sbloccare la gara, siamo 0-0. Barbazza, spalle alla porta, Barbazza cerca l'1-2, non riesce, contropiede pericoloso del Pernumia con il numero 10 che se ne va tu per tu con Brugnolo, la mette al centro, il gol del numero 24 Rigatto Filippo, sblocca il match in contropiede. Tanto Brugnolo cala un'altra parata, Musolino rispetto al Pernumia che però ha saputo sfruttarla meglio. Grande aggancio di Cavaglià, Lollo il tiro, gol! Lollo la pareggia, 1-1. Ancora Lollo, Salviato da fuori, Benato, Lollo, doppietà di Lollo Cavaglià, 2-1. Partono i blocchi, poi il numero 5 colpisce il palo con Brugnolo che la tocca, miracolo di Davide Brugnolo che parte. Barbazza fermato da Almeida, un rimpallo, Salviato tenta il tiro, Alessio Salviato, 1-3. Tommaso Pinciroli, la sua scelta, la conclusione, Brugnolo in istante, cronometro partito giusto, 29 minuti e 56 secondi da giocare. Dobbiamo guadagnarci assolutamente i 3 punti per sperare nel passaggio del turno, ma possesso palla, Cavaglià, Salviato, secondo palo, se lo divora Benato, tranne i 2 portieri. Attenzione al contropiede del Pernumia e il numero 9 segna il gol del 2-3. Contropiede Martellago questa volta, il pallone per Furla, Cavaglià, Furla sul secondo palo, viene fermato. Poi loro, altra occasione con il numero 13 Brugnolo, un miracolo. Musolino intanto batte la rimessa laterale, Marinello va al tiro alto di poco. Il movimento di Elia, Furla va al lancio lungo per Marinello che la mette giù benissimo. Marinello guadagna un corner. Almeida all'indietro, ancora Carlos Alberto, Brugnolo. Per Elia, si sposta sulla destra questa volta. L'1-2 bellissimo tra Furla e Elia, ancora Elia, secondo palo e questa volta segniamo sul secondo palo. Ci pensa Davide Barbazza per il 2-4, ottima azione. Partita tutta da una rimessa laterale. Non li riesce ma vince il rimpallo. Poi Salviato di prima intenzione da lì. L'intervento pulito sul pallone, contropiede pericoloso adesso del numero 5 che va al tiro, traversa linea, un po' strano per la C2. Attenzione, Salviato va via, Salviato a porta vuota, Lollo spara alto, clamoroso. Nascim Ben, Benato, arriva Cavaglià, Benato va al tiro, palo esterno, altro. Salviato, lasciato solo, fa doppietta anche lui, assist, ma è Lollo Cavaglià che se ne va via sulla destra, serve sul secondo palo, Benetton che calcia, trova Brugnolo, poi commette fallo su Nascim Ben. Vediamo Furla, finisce qui la gara, 3 punti importantissimi per noi, vince il Martellago.